Siamo nel Gerrei e come potete vedere sta piovendo molto forte. Come potete vedere ci sono state delle frane, ci sono già i mezzi di soccorso che stanno sgombrando le frane, come potete vedere la ruspa. Siamo sulla 387 e purtroppo quello che sta accadendo, come vedete adesso addirittura sta cominciando a grandinare e potete vedere stanno raccogliendo, guardate com'è la frana, una frana enorme, veramente grande. Guardate come è franato tutto qua, siamo a Nicolò, vedete come potete vedere sta piovendo in una maniera strepitosa. La situazione è veramente pesante, anche perché come potete ben capire sono i mezzi, non è che siano tantissimi e di conseguenza l'ANAS sta cercando di fare il possibile. Ovviamente speriamo che il tempo diventi più clemente così da poter lenire in qualche maniera la situazione a livello territoriale. Come potete vedere è da stamani che piove in questa maniera, sono calati qualcosa come 30 mm d'acqua e di conseguenza il territorio è veramente, sembra un fiume. Guardate tutto le strade, questa 387 che congiunge San Nicolò Gerrei a Sant'Andrea Frias, passando per Pranesanguni. La situazione è questa, è da stamani alle 7:30 che piove, siamo alle 4:10 ancora non ha smesso. Ovviamente non è una situazione normale. Guardate lì come sta, tutta l'acqua che invade la carreggiata, dappertutto ci sono frane, franette, qui meno male la strada è molto sgombra e ci auguriamo che le cose da un punto di vista meteorologico migliorino e si possa così rasserenare anche l'animo delle persone. Qui Saili, Gerrei, vedete che qui un'altra frana, non è enorme ma insomma è franato, qui ce n'è un'altra. Fate conto che c'è la situazione così per almeno 3-4 km, dove ci sono tutte varie frane calate, quelle più grosse avete visto stavano lavorando sui mezzi e ora speriamo che le condizioni meteorologiche migliorino. Qui c'è un altro mezzo stato usato appunto per spostare le frane che c'erano. Ci auguriamo che la protezione civile faccia il suo lavoro. Guardate anche qua, come vedete c'è tutto franato, guardate qua come siamo messi, guardate, hanno appena pulito i mezzi di pulizia sono lì, però come potete capire la situazione non è delle migliori e si continua per questa strada e cerchiamo e speriamo che le cose migliorino, insomma. Di nuovo un saluto da Gerrei, da Saili e viva sta Sardegna libera e indipendenti.